Risalgono i contagi in Calabria in un giorno, 235 nuovi casi e 5 decessi. La Calabria da domani cambia colore, sarà zona gialla e il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza. Il TAR della Calabria ha annullato il voto in 4 sezioni, decade l'amministrazione comunale di Lamezia Terme e Mascaro, sono tranquillo, illegale dei ricorrenti, un buon risultato per la città. Il TAR della Calabria ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di Rendi e ha annullato l'ordinanza del sindaco Manna, da lunedì si torna a scuola. Da 2 giorni sul tetto a Trebisaccio sono i lavoratori del consorzio di bonifica da mesi senza stipendi. Il racconto dell'addetto alla sicurezza del Metropolis di Rende che ha fermato un giovane che aveva seminato il terrore con uno spray urticante dopo aver rubato un tablet. Cosenza battuto in casa dalla Reggiana per 1-0, decisivo il gol dell'ex Varone al 66esimo, la Regina sconfitta nell'anticipo di Serie B al Bentegodi di Verona. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in apertura il punto sui contagi con il consueto bollettino della Regione. Oggi si registrano 235 nuovi casi di coronavirus. Risalgono i contagi in Calabria, nelle ultime 24 ore registrati 235 nuovi casi su 2.674 tamponi effettuati. In totale, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus sono 19.568, quelle negative 362.712. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 78, Catanzaro 31, Crotone 39, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 83. Diminuiscono i ricoveri in ospedale, in reparto sono oggi 352 i degenti, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 22 pazienti. In un giorno registrati 5 decessi, 2 a Cosenza, 1 a Crotone e 2 a Reggio Calabria, 384 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. E la chiesa di San Domenico alla Lamezia Terme in via precauzionale è stata chiusa al culto perché un sacerdote è risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto ad un primo tampone. L'altro religioso, in attesa di sottoporsi al tampone, ha deciso di mettersi in isolamento e questo ha comportato la chiusura della parrocchia per effettuare tutti i controlli del caso e per poter riaprire al culto la chiesa nella massima sicurezza. Intanto da domani la Calabria cambia colore, sarà zona gialla e il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza. Domani sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e domenica saremo ufficialmente in zona gialla. Ecco cosa sarà possibile fare in zona gialla. È consentito spostarsi da un comune all'altro e in un'altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Resta il coprifuoco, divieto di circolazione dalle 22 alle 5 e sarà esteso fino alle 7 di mattina nel giorno di Capodanno, quindi post San Silvestro. Attività commerciali possono riaprire ristoranti e bar dalle 5 alle 18 e successivamente potranno continuare a lavorare da sport fino alle 22. Non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio. Restano invariate, come in zona arancione, le misure vigenti per i centri commerciali che saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di beni alimentari, tabaccherie ed edicole. Rimangono chiuse piscine, palestre, teatri, cinema e sala giochi, sale scommesse, sale bingo e slot machine. Anche le restrizioni riguardanti i mezzi pubblici restano immutati, riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione di quello scolastico. Tuttavia la libertà di spostamento dovrà sottostare ad altre regole a partire dal 21 dicembre fino al 6 gennaio. In quel periodo non si potrà uscire dalla regione, salvo cambiamenti attualmente in discussione. Inoltre, per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno vige il divieto di uscire dal proprio comune. Sì, siamo in zona gialla, però vi prego caldamente, rispettiamo le regole, non ci liberiamo a fare feste, riunioni di famiglia, balli in strada, in piazza, adunanze, raduni eccetera, perché ci è costato tanto. Il TAR della Calabria ha annullato il voto in 4 sezioni, decade l'amministrazione comunale di Lamezia Terme, il sindaco Mascaro dice sono tranquillo.
Come si dice in questi casi? Ci risiamo. Anzi, ci risiamo del ci risiamo. Nel senso che a Lamezia non c'è pace per le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi ultimi 4 anni. Vuoi per una ragione, vuoi per un'altra, non sono mai riusciti a svolgere il loro compito in tranquillità e fino alla fine. Una iella, una vera e propria iella che stringe alla gola la città della Piana. Prima la mafia, adesso le irregolarità nello svolgimento delle elezioni. Sembra che tutto accada qui. Adesso 2 candidati a sindaco, Silvio Zizza e Massimo Cristiano, si sono visti accogliere il ricorso presentato al TAR che ha annullato il verbale dell'ufficio elettorale centrale del 5 e 9 dicembre 2019 di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco, di Paolo Mascaro quindi, e alla carica dei consiglieri comunali. Scrivono così i giudici del TAR. Morale della favola? I cittadini che hanno espresso il loro voto nelle sezioni oggetto d'attenzione del TAR dovranno tornare a votare. Intanto il TAR ha disposto che la sentenza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Procura della Repubblica. Sindaco, nuova battuta d'arresto per Lamezia Terme, da oggi senza sindaco e amministrazione comunale. Cosa succederà adesso? Ma adesso, a seguito dell'annullamento del risultato di 4 sezioni su 78, vi sarà inevitabilmente una gestione commissariale. La normativa prevede che entro 60 giorni si tornerà al voto, ovviamente si partirà dal voto delle 74 sezioni e si recherà di nuovo alle urne il 3% del corpo elettorale, quindi presumibilmente purtroppo vi sarà questo fermo e questo freno per l'attività amministrativa di Lamezia e tra 60 giorni saremo gli stessi protagonisti seduti nelle medesime sedie. Lei cosa farà in questi giorni di pausa forzata? Continuerò a lavorare per Lamezia, non mi sono mai fermato, io non mi sono fermato quando ci sono stati 2 anni di pausa forzata, quindi figuriamoci che mi fermo adesso. Lamezia ha bisogno di un lavoro quotidiano, 24 ore su 24, dovrò continuare a fare quello che ho fatto ininterrottamente per 373 giorni, non sono mancato un giorno e continuerò a non mancare un giorno rispetto alle esigenze della città. Questa decisione del TAR, lei come l'ha accolta? Ma io rispetto sempre ogni decisione dell'autorità giudiziaria. Sono molto contento che un esame approfondito delle sezioni in contestazione ha evidenziato che non vi è un solo voto che è stato attribuito alla mia coalizione o un solo voto che è stato attribuito al sottoscritto che è contestato, neanche uno, e questo per me è il primo grande motivo di soddisfazione. Con serenità ho atteso l'esito, con serenità ho letto il provvedimento, con serenità affronterò questi 60 giorni, con serenità tornerò a sedermi dove sono seduto in questo istante. Intanto, dopo la decisione del TAR, soddisfazione viene espressa dai legali dei ricorrenti. Un buon risultato per la città, questo è il commento dei legali dei ricorrenti dopo la decisione del TAR della Calabria che ha annullato parzialmente le elezioni comunali di Lamezia Terme. Sì, c'è soddisfazione perché abbiamo una risposta dello Stato rispetto a una questione che si era posta nel corso dell'ultimo anno circa la regolarità delle elezioni comunali di Lamezia Terme. Nella serata di ieri il TAR ha emesso questo dispositivo di sentenza con il quale dispone l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, del sindaco e del consiglio comunale, che quindi di fatto sono ora decaduti, e la rinnovazione delle operazioni elettorali in 4 sezioni del comune di Lamezia Terme. La soddisfazione c'è perché c'è stata un'intensa attività di verificazione che peraltro si è svolta presso la prefettura di Catanzaro, che ha portato alla luce tutti quei brogli elettorali, di fatto così possiamo definirli, che si sono verificati in alcuni casi in maniera molto allarmante. Penso che il ricorso è stato promosso da Silvio Zizza, candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, poi riunito ad un altro ricorso presentato da Massimo Cristiano, candidato in una lista civica di Lamezia, insieme all'avvocato Giuseppe Pitaro e poi anche insieme all'avvocato Armando Piumbolo. Ritengo che i ricorrenti, ci siamo trovati nella circostanza in cui i ricorrenti non hanno fatto un ricorso elettorale per ottenere un vantaggio personale, per ottenere di entrare nel Consiglio Comunale, ma si sono fatti carico di un interesse collettivo, che è quello di tutti i cittadini di Lamezia Terme, a che le elezioni fossero effettivamente regolari e senza ombra. Del resto
in un sistema in cui il nostro sistema democratico si basa sulle elezioni. Le elezioni devono essere serie, libere, prive di condizionamento. Questa sentenza di fatto garantisce ai cittadini di Lamezia di poter avere una corrispondenza tra la reale volontà del corpo elettorale e il risultato elettorale. Il TAR della Calabria ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di Rende e ha annullato l'ordinanza del sindaco Manna, quindi da lunedì si torna a scuola. Il TAR torna a colpire e a cassare le ordinanze dei sindaci in materia di scuola. È successo a Paola. Oggi è accaduto a Rende. Niente da fare, si dovrà tornare sui banchi. Anche qui a sollecitare il ritorno in presenza in aula un gruppo di genitori. Eppure il sindaco di Rende, prima di assumere la decisione di chiusura, si è lungamente consultato con i responsabili della task force dell'ASP di Cosenza, i quali, numeri alla mano, avevano consigliato al primo cittadino la didattica a distanza come atto di prudenza. Oggi la sentenza del TAR che boccia la delibera del Comune invita il sindaco a procedere alla riapertura. La cosa curiosa è questa: Manna in un primo momento aveva riaperto le scuole, poi è intervenuta la lettera a firma di 800 genitori che lo invitavano a riconsiderare la scelta fatta. Il sindaco è quindi tornato sui suoi passi, la soluzione scelta è però durata lo spazio di qualche giorno. Tradotto, lunedì a Rende si torna in classe in presenza con buona pace di tutti, o quasi. Nelle edizioni di ieri del nostro TG vi abbiamo parlato dei contagi all'interno dell'ospedale di Cosenza. I vertici dell'Annunziata confermano i numeri ma rassicurano e dicono la situazione è sotto controllo. Nei reparti no Covid dell'Annunziata di Cosenza il virus è entrato prepotentemente in quelle corsie. Nonostante il rispetto dei protocolli si contano 20 contagiati, numeri confermati dall'azienda ospedaliera. Positivi alcuni medici, infermieri, operatori sociosanitari e naturalmente pazienti. È accaduto nelle divisioni di medicina, nefrologia e medicina d'urgenza. In queste ore si teme per alcuni camici bianchi anche in rianimazione. Una situazione seria, ma dall'azienda sanitaria del nosocomio Bruzio rassicurano. La situazione allo stato attuale all'interno dell'ospedale dell'Annunziata è assolutamente sotto controllo. In particolare, come purtroppo può avvenire, ci sono stati dei cluster in reparti non Covid che sono stati assolutamente circoscritti. È evidente che questo in corso di una pandemia può avvenire. Ci sono 6 pazienti che sono stati comunque ricoverati nei reparti deputati e gli altri pazienti sono stati messi in sicurezza e in isolamento, quindi il reparto di medicina è assolutamente funzionante, così come i posti letto liberi cominciano ad essere più numerosi e di conseguenza invito ad essere assolutamente tranquilli sulla gestione di questa situazione. Purtroppo in caso di pandemia è evidente che possono esserci delle situazioni dove in zone non Covid si possano presentare dei casi positivi. Tuttavia invito veramente a stare tranquilli e sottolineo che la situazione è sotto controllo. E adesso parliamo degli ospedali da campo e della collaborazione fra la Protezione Civile regionale, Emergency e l'Esercito italiano. Lavoro sinergico fra la Protezione Civile della Regione Calabria e l'Esercito d'Emergency per ciò che riguarda gli ospedali da campo installati per dare una boccata d'ossigeno agli ospedali in questa seconda ondata della pandemia da Covid. Il capo del Dipartimento Varone ci spiega questo rapporto collaborativo fra le varie componenti. Dovevano essere 4 gli ospedali da campo ed erano previsti anche l'Ocri e un altro ospedale su Vibo Valentia. Partiamo da Cosenza. Cosenza c'è un ospedale da campo di 40 posti letto gestito dall'Esercito, dove così come Crotone è un reparto dell'ospedale normale. Con l'Esercito le attività stanno andando molto bene, ci sono oltre 10 pazienti già che hanno usufruito di questo servizio ulteriore e quindi si è un po' sgonfiato l'emergenza sul pronto soccorso di Cosenza. Su Crotone c'è Emergency, è stato fatto un lavoro misto, cioè sono stati recuperati alcuni posti all'interno dell'ospedale
La tenda è rimasta soltanto in caso di esigenza per 8 posti. Sostanzialmente le attività stanno andando molto bene. Proficua collaborazione, sì, loro sono stati attivati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Ogni sera noi alle 6:30 facciamo il punto con il capo dipartimento e con Emergency per capire se ci sono difficoltà, ma sta andando tutto quanto abbastanza bene. Da 2 giorni sul tetto a Trebisacce sono i lavoratori del consorzio di bonifica, da mesi senza stipendio. Vogliamo i soldi! Vogliamo i soldi! Sul tetto da 2 giorni i lavoratori del consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Ionio Cosentino a Trebisacce chiedono dignità, un'avvertenza che denunciano i sindacati sembra lontana dal trovare una soluzione. L'ente si è impegnato a liquidare le mensilità di agosto e settembre, ma non basta per gente che ha famiglia e che nel tempo ha accumulato debiti. Antonio Pisani della FAI CISL evidenzia come questa situazione precaria vada avanti da anni. CGIL, CISL e UIL chiedono la riqualificazione e la valorizzazione di risorse umane che oggi vivono nell'incertezza e nella disperazione. La protesta è eclatante, la presenza dei vigili del fuoco con mezzi e gonfiabili dimostra che non è solo un'azione dimostrativa. Sul caso sono intervenute anche le segreterie regionali della Triplice. La richiesta è quella di un incontro urgente all'assessore regionale Gianluca Gallo sul comparto della bonifica. FAI CISL, FAI CGIL e FILBI-UIL sottolineano come la situazione sia critica e riguardi molti degli 11 consorzi calabresi. L'appello è quello di garantire le retribuzioni arretrate e assicurare un futuro ai dipendenti e allo stesso settore che vanta crediti dalla regione e che negli ultimi 10 anni ha subito tagli consistenti, ben 52 milioni di euro. Un comparto agonizzante, quello della bonifica, che ha invece un ruolo strategico in una regione come la nostra con una forte vocazione agricola. Una donna di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in via Indipendenza nel centro di Catanzaro. La vettura condotta dalla donna per cause in corso di accertamento non si è fermata allo stop di via Crispi e dopo aver attraversato in velocità via Indipendenza è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio sul lato opposto della strada. La donna, estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stata trasportata in ospedale dove è morta poco dopo il ricovero. E adesso il racconto dell'addetto alla sicurezza del Metropolis di Rende, che ha fermato un giovane che ha seminato il terrore con lo spray urticante dopo aver rubato un tablet. Giovedì 10 verso le ore 18:50, mentre prestavo servizio presso il centro commerciale Metropolis, sento delle urla provenire dal lato nord della galleria del piano inferiore. Un ragazzo di nazionalità rumene, mentre scappava dopo aver preso all'interno del MediaWorld un tablet del valore di 800 euro. Lo stesso veniva rincorso dal direttore del MediaWorld e degli operatori colleghi del punto vendita. Appena ha visto che stavamo per bloccarlo, questo ragazzo ha tirato fuori una bomboletta Sprite al peperoncino, quindi spruzzando prima nei miei occhi per cercare di fermarmi e poi all'interno della galleria. Lo stesso veniva fermato poco più avanti dai colleghi di MediaWorld. Volevo ringraziare gli operatori anche che sono intervenuti, il direttore del centro commerciale, il dottor Belmonte, che era anche presente, e quindi hanno un po' tentato tutti di bloccarlo. Ovviamente in quel momento c'è stato un po' di panico, perché il bruciore degli occhi non solo a me ma anche ai clienti presenti ha colpito questo spray. Operazione dei carabinieri contro il caporalato nel Regino.
Queste immagini si riferiscono all'operazione Euno scattata qualche mese fa dal nome dello schiavo siciliano che nel 136 a.C. si oppose al dominio dei padroni dell'epoca. Con quell'operazione i carabinieri avevano svelato ancora una volta la tragica realtà del caporalato che nella piana di Gioia Tauro e non solo è molto più di una piaga. Un crimine inaccettabile contro il quale i militari dell'Arma agiscono costantemente. La cronaca di oggi riferisce che a San Ferdinando i militari della locale stazione, insieme ai loro colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Reggio, hanno denunciato in stato di libertà 2 titolari di aziende agricole. Ai 2 imprenditori per varie irregolarità sono state comminate sanzioni amministrative. Si è trattato dunque di un'ampia attività, infatti i carabinieri hanno effettuato controlli che non hanno riguardato solo San Ferdinando, anche Rosarno è stato oggetto di verifiche e accertamenti. In un'azienda agricola gli uomini dell'Arma hanno accertato la presenza di 3 braccianti, 2 dei quali non in una situazione regolare. In un'altra azienda, sempre a Rosarno, i carabinieri hanno identificato 8 braccianti agricoli, 2 africani, 6 italiani, 4 di loro erano sprovvisti di visite mediche. Ai titolari sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 8.000 euro, oltre alla denuncia per violazione in materia di sicurezza del lavoro. Lo sport, parliamo di calcio, sconfitta casalinga per il Cosenza battuto al San Vito Marulla dalla Reggiana. Terza sconfitta casalinga per il Cosenza, i lupi battuti al San Vito Marulla dalla Reggiana, decisiva la rete di Varone, ex del Cosenza, che al 66esimo su assist di Mazzocchi segna il gol della vittoria e conquista i 3 punti per la sua squadra. Il match valevole per 11ª giornata di Serie B termina così col risultato di 1-0 per gli ospiti. Il Cosenza, nonostante la sconfitta, ha avuto il controllo del match. Il confronto ha visto entrambe le squadre attaccare per trovare il prima possibile la rete del vantaggio. Finale amaro per i rossoblù che hanno avuto diverse palle gol colpendo anche 2 legni. È una sconfitta assolutamente brutta che ci fa tanta rabbia da portare assolutamente in campo già alla prossima. La Reggiana va dato il merito della vittoria, è giusto che non vanno tolti i meriti alla Reggiana. Se noi abbiamo qualche demerito è normale, me ne assumo delle responsabilità, però dire che questa squadra ha giocato 20 minuti quando questa squadra ha perso il pallino di gioco per 10 minuti, ha creato 10 palle gol, quindi vi dimostro che il cambio di modulo che chiedete tanto in alcune situazioni lo lavoriamo e lo sfruttiamo, c'è e noi creiamo sia in un modo che nell'altro, perché poi si lavorano determinati concetti. Ripeto, c'è tanta rabbia, però dobbiamo subito metterli in campo. E sconfitta anche per la Reggina nell'anticipo di ieri. La Regina non riesce a bissare il successo con il Brescia e si ferma al Bentegodi contro il Chievo, 3 schiaffi in faccia per la formazione di Toscano, appiedato dal giudice sportivo. Al suo posto in panchina il vice Napoli. Una prova incolore per gli Amaranto, la gara è ad appannaggio dei padroni di casa che giocano senza sbavature e al 25esimo Viviani serve Canotto che vede l'inserimento di Margiotta, bravo a sbloccare il risultato. I calabresi faticano a reagire, sul finire della prima frazione rischiano di capitolare, ma Margiotta di testa è impreciso. Nella ripresa la Regina cambia pelle, ma è sempre il Chievo ad avere le occasioni per chiudere definitivamente la gara e così Margiotta sale in cattedra e firma il raddoppio al 57esimo. Ospiti alle corde che faticano a reagire anche quando Rigione firma il tris di testa sugli sviluppi di un corner. La squadra veneta torna in corsa in classifica e raggiunge quota 17, mentre la Regina deve voltare pagina perché è attesa da 2 sfide casalinghe ravvicinate con Venezia prima e Cittadella poi. Per la Serie A invece Crotone batte Spezia per 4-1 nel primo anticipo odierno appunto dell'11ª giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Ezio Scita di Crotone. E adesso Bookmania a cura di Rosalba Baldino.
Una curiosità, il libro più venduto su Amazon, firmato da Alex Green, dal titolo Perché Salvini merita stima, rispetto e ammirazione, contiene solo pagine bianche, avete capito bene. Di pagine invece ce ne sono, e scritte per bene, scritte con pathos dalla nostra autrice di oggi. Lei si chiama Grazia Ciappetta, racconta della sua esperienza di volontaria in ospedale al tempo del Covid. Vi lascio con l'autrice di Occhi che abbracciano. Grazie come sempre a Piero Arena per il montaggio di Bookmania. Nel mio libro racconto la mia esperienza di volontaria nel periodo di pandemia, nel primo lockdown, nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. È un libro che racconta tutte le emozioni filtrate attraverso gli sguardi, perché paradossalmente la mascherina ci ha costretto, forse per la prima volta, a guardarci negli occhi. Io ero lì, guardavo gli occhi dei parenti che si recavano con i loro pacchi di panni puliti e vedevo dentro i loro occhi un amore indescrivibile. In quei pacchi pieni di biancheria, quell'odore di pulito era il loro messaggio d'amore per i loro cari. Ci siamo abbracciati con gli sguardi, ci siamo toccati, ci siamo emozionati, abbiamo gioito quando abbiamo visto il papà che per la prima volta era diventato appunto genitore di un bambino dopo 12 anni. E nonostante tutto, nonostante il buio intorno, dentro di lui c'era la luce e la felicità. Questo libro racconta tutti questi sentimenti, è un libro di incoraggiamento perché nonostante tutto, nonostante questo periodo buio che stiamo ancora attraversando, io ci ho voluto vedere dentro il bello di un'umanità che si unisce e lotta tutti insieme contro questo nemico invisibile. Il meteo in chiusura. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. La vasta area depressionaria nord-atlantica che sta portando maltempo ormai da molti giorni, prima di abbandonare definitivamente la Calabria a partire da lunedì, provocherà la formazione di un'ultima perturbazione che ci interesserà tra sabato e domenica, apportando residue precipitazioni sparse. Domani miglioramento del tempo con nubi e precipitazioni residue su aree del Pollino, Cosentino Ionico, Vibonese e Reggino Tirrenico. E nevicate che sullo stesso Pollino e Sila Greca cadranno oltre 1300-1400 metri, mentre sull'Aspromonte a quote più elevate. Sul resto del territorio cielo poco nuvoloso, temperature in diminuzione nei valori minimi nel Cosentino. Domani venti dai quadranti settentrionali quasi ovunque, moderati, forti solo sul golfo di Taranto e Ionio Cortonese. In conseguenza di ciò i mari saranno quasi tutti molto mossi, con eccezione del Basso Ionio che sarà mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.